La Settimana Santa nel cuore del centro storico di Agrigento ha avuto inizio con la solenne cerimonia della Domenica delle Palme, presieduta dal nostro arcivescovo Francesco Montenegro. L'assemblea, composta dai fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie di San Gerlando, Badiola San Michele e Madonna degli Angeli, è stata radunata per la benedizione delle palme in piazza Don Bosco, per poi proseguire in processione verso la cattedrale per la celebrazione eucaristica. Durante l'omelia Don Franco ha esortato i fedeli a lasciarsi coinvolgere pienamente dalla Settimana Santa, la più importante dell'anno liturgico cristiano, non considerandola solo sotto l'aspetto tradizionale, quasi folcloristico tipico della nostra città, ma di lasciarsi coinvolgere dalla gioia pasquale, in modo da consentire alla nostra stessa città di poter cambiare. Non poteva inoltre mancare l'invito all'abbandono dell'indifferenza verso il prossimo, un sentimento ormai fin troppo diffuso nel mondo, e di porgere con cuore sincero la carità verso i poveri e gli immigrati, usando proprio le parole dell'Apostolo Paolo: accoglietevi gli uni gli altri. Terminata la Santa Messa, le arciconfraternite del Santissimo Crocifisso e di Maria Santissima dei Sette Dolori hanno proseguito con i rituali di vestizione e giuramento dei nuovi membri della congregazione. Infine, a conclusione della solenne giornata, sempre presso la cattedrale è stata messa in scena la rappresentazione della Passione di Cristo, con letture in dialetto siciliano sulla Via della Croce, a cura dei membri dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, sotto la guida di Don Giovanni Gattuso Diacono e con la partecipazione speciale del gruppo di lamentatori di Cianciana. La Settimana Santa proseguirà con gli esercizi spirituali da lunedì 15 a mercoledì 17 alle ore 19 presso la cattedrale, mentre i principali riti del giovedì e venerdì santo, che avverranno sempre nello stesso luogo, potranno essere visualizzati in diretta tramite la nostra emittente TV, Televideo Agrigento Canale 92.